Puntata speciale, gentili telespettatori, dedicata alla cultura a Rivignano, al teatro, tutto quello che porta questa località in modo particolare in Friuli Venezia Giulia. Allora, li vedete inquadrati, abbiamo Michela Botos, che è componente del direttivo del Drin dell'Aide, nonché coordinatrice di Mamma e Papaveri, poi capiremo bene di che cosa si tratta, e il presidente sempre inossidabile Aldo Paron. Ti vediamo bello carico, presidente. Allora, cominciamo con te. Cosa ci proponi in questa puntata? Parliamo del presepio? Parliamo del presepio. Cosa è successo? Che presepio è stato? Mi dicono grande successo. Quest'anno, per i 100 anni del Duomo di Rivignano, il Don Paolo Breda ha voluto avere il presepio vivente come si faceva 15 anni fa. La sera di Natale del 25 dicembre, poi il giorno di Natale alla messa delle 11 e poi il giorno dell'Epifania abbiamo fatto il presepio vivente. Quindi 13 persone su, più i re magi il giorno della Befana. Chi ha fatto il sindaco, il re maggio? No, O eri tu? Chi era? Abbiamo fatto 3 re magi moderni, non Baldassarre, i soliti. Abbiamo messo un ingegnere, un medico e un filosofo. Lo abbiamo adattato al mondo di adesso e alla gente è molto piaciuto. Cosa vuol dire fare nei tempi moderni il presepe vivente? Vuol dire tanta dedizione, tanto lavoro e tante ore regalate alla comunità. Ecco, importante questo termine, mi piace, regalate alla comunità, vuol dire volontari, gente che si dà da fare, gente che vuol mettere il proprio impegno per arrivare a questo obiettivo. Certo, per fortuna abbiamo tanta gente che si dedica al volontariato. Noi il gruppo siamo quasi 50 soci, di questi 50 molte persone sono già in pensione e quindi ci aiutano molto, sia nel presepio, nei Giudeos, che è la manifestazione del Venerdì Santo, e sia nel teatro. Senti, stagione, io mi permetto ormai, Aldo, di darti del tu perché ormai ci stiamo conoscendo sempre di più grazie a questa trasmissione. Volevo chiederti, 2012 di grandi novità, no? Grande novità, grande successo, siamo partiti il mese di novembre, abbiamo fatto 3 esauriti nella rassegna teatrale. Ecco, esauriti nel senso del... L'auditorium esaurito, non le persone a vedere esaurite. Semmai mi permetto di dire si esauriscono di felicità a vedere il vostro programma. Sì. Siamo partiti il 7 dicembre con la rassegna in friulano, che nella rassegna friulano è anche il miglior spettacolo per il pubblico. È votato dalla gente in sala e terminerà il 3 marzo, che facciamo teatro noi, il gruppo di Ringa dell'Aide, con dal Miede alle Sempre Masse di Spietà. Senti, faremo le premiazioni. Ecco, se dal Miedi, ecco, dal Miedi alle Simpe di Spietà, no? Perché purtroppo sapendo che è il tempo, vi spiete proprio per poter invece divertirsi in momento. Volare da 2 o 3 date che saranno le prossime. La telecamere è a tua disposizione. Il 29 di gennaio a Talmassons, il 5 di febbraio, domenica dopo di misdì alle 4:30 a Colugne. L'11 di febbraio a Romans di Sons, il 25 di febbraio a Bagnarole, come chiedi prima il 3 di marzo a Rivignan, il 10 di marzo a San Giovanni al Natisone, il 21 di venisse chiedere a me Bandis allora. Sì, a Feagne, al Teatro Vittoria, dopo alle Stizze facciamo una serata di beneficenze per Stefano Marangone, che è nativo di Lestizze. Ecco, che è una roba importante, perché appunto a Rivignan, una serata di beneficenza per lui, come Cassan. Ecco, purtroppo sapete che è un ex giocatore di ballon, vittime da SLA, no? Sì, e per noi è stato un socio e faceva il signor, quando faceva in Giudeos il Vinar Santo. Senti Aldo, ti domando chist, avendo ogni una bella presenza, che è un tuo collega, ormai mi dici una persona molto vivace, molto viva all'interno di questo gruppo Drin dell'Aide, che ha anche altre mansioni. Andiamo a conoscerla. Michele, allora raccontaci un po' il tuo ruolo, puoi parlare in friulano, anche in tedesco se vuoi, senza nessun problema. Insomma, allora raccontaci il tuo ruolo, ma soprattutto poi spiegaci Mamme e Papaveri. Mamme e Papaveri, perfetto.
Io faccio parte del Dringhe dell'Aide, ma anche appunto di questo gruppo Mamme Papaveri, che è un gruppo all'interno del Dringhe dell'Aide di genitori che si occupa principalmente di intrattenimento per bambini. Nella rassegna collaboriamo con l'accoglienza, per cui gestiamo il guardaroba gratuito, la biglietteria e il servizio a teatro con mamma e papà. È un servizio dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni che durante lo spettacolo, mentre i genitori sono in sala, possono riunirsi in ludoteca all'interno della biblioteca di Revignano, sono seguiti da un animatore, quindi giocano e passano il tempo appunto mentre i genitori sono a teatro. È un invito anche a chi ha bambini e che magari sabato sera in altro modo non riuscirebbe ad uscire, a venire lì con noi e a portare i bambini a giocare, così si divertono entrambi. E anche tu fai, come si dice, col tuo gruppo solidarietà a 360 gradi per dare una mano, insomma, ai tuoi concittadini non solo. Esatto, Mamme Papaveri organizza, ormai quest'anno sarà la 4ª edizione, una manifestazione che si chiama Bimbi in Fiera. È una manifestazione anche questa dedicata ai bambini e alla solidarietà. C'è un mercatino dell'usato, ci sono varie attrazioni, spettacoli e la raccolta di fondi che vengono comunque donati ad associazioni della zona che si occupano di bambini con problemi o di salute o sociali. Per 2 anni, i primi 2 anni, le offerte sono state devolute alla Luca Onlus, un'associazione di Udine che aiuta le famiglie di bambini con problemi oncologici. L'anno scorso e quest'anno invece saranno devoluti al progetto Autismo Friuli Venezia Giulia. Ecco, possiamo fare un po', diciamo, snocciolare anche dei numeri, quante persone collaborano all'interno di questa associazione? Mamme Papaveri diciamo ha una ventina di iscritti singoli, quando poi c'è da lavorare si unisce tutta la famiglia, quindi genitori, magari i nostri genitori sono impegnati ad occuparsi dei nostri bambini e i nostri coniugi lavorano con noi e preparano tutto quello che c'è da preparare. Insomma, una vera e propria fratelli, cooperativa. Cugini. È una cooperativa. Una vera e propria cooperativa. Quando serve siamo tutti lì, quando c'è invece magari da riunirsi per qualche serata, così, qualche decisione, allora siamo un po' più ridotti. Siete anche voi in tournée o rimanete fissi a Rivignano? Noi al momento siamo fissi a Rivignano, abbiamo fatto una piccola tournée quando siamo nati, abbiamo messo in piedi uno spettacolo per Natale, scritto e gestito direttamente tutto da noi e abbiamo fatto qualche spettacolo in giro qua nel circondario, Codroipo, Cividale, Rivignano. Dacci una data così per venire a trovare, te e il tuo gruppo. A Rivignano, in piazza nel pomeriggio, ci sarà la 4ª edizione di Bimbi in Fiera. Ripetiamo il 2 giugno? 2 giugno. Beh, sarà caldo, però insomma, anzi, sì. È il momento giusto, no, per venire a vedere queste iniziative. Sì, eventualmente ci si rinfresca perché ci saranno i pompieri con il loro percorso Pompieropoli e quindi in caso una spruzzatina con l'autopompa se fa troppo caldo e via. Invece al Presidente voglio chiedere questo, collaborazione a 360 gradi, grandi iniziative, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Le ultime 2 serate teatrali che sono una compagnia di Verona, l'Armatan, che fa la nonna, una commedia esilerante e per finire... Ma in veronese o in italiano? In italiano. In italiano, sì. rigorosamente in italiano. È una commedia argentina tradotta in italiano. E per finire, il Terzo Teatro di Gorizia, Governano le donne, tratto da un'opera di Aristofane. Speriamo di continuare come siamo arrivati adesso, con tutto esaurito di spettatori, di continuare fino alla fine. Poi un'ultima cosa, noi stiamo già parlando per il Venerdì Santo che noi chiamiamo Giudeos. Facciamo la Passione di Cristo, un paio di stazioni lungo la via del paese quando c'è la processione e 2 in movimento in chiesa. Questi Giudeos risalgono al 1762. Quindi è una tradizione molto antica Rivignano. Giusto per, così anche con te volevo chiederti 2 numeri, perché l'altra volta non abbiamo parlato, ma esattamente quante persone compongono il gruppo Dringhe dell'Aide? Allora, soci effettivi una 50. Quando facciamo i Giudeos ci sono 100 persone vestite, altre 40-50 che collaborano fuori. Sembrano poche, ma metterle assieme sono lavori dei mesi.
Anche perché, come hai sottolineato prima tu, la cosa molto importante da dire è tutto volontariato, dunque gratis, si dà giustamente anche per passare un paio d'ore insieme in compagnia. Per fare il giudeo c'è gente che viene giù da Udine, è venuta una volta per guardare, poi è entrata, ha fatto una volta e non manca un appuntamento per dire quanto è sentita. Domanda chiara e trasparente per tutti e due. L'amministrazione comunale in questi tempi di crisi vi aiuta? Punto di domanda. Oh, l'amministrazione ci aiuta, come ci ha aiutato tutte le altre amministrazioni prima. È un traguardo che siamo arrivati a mettere assieme e siamo arrivati anche alla stagione teatrale, perché una volta si faceva 3 spettacoli noi, 4 e 2 l'amministrazione. Poi con gli vari assessori abbiamo messo a posto tutto e abbiamo fatto una rassegna teatrale veramente seria. Allora ci avviamo verso i titoli di coda, ormai pochi minuti, ancora proprio un minuto scarso a disposizione. Io vi faccio una domanda a tutti e due, adesso siete inquadrati, come si dice, con la larga. Perché venire a Rivignano? A Rivignano? Può rispondere con la 1 o la 2 o la 3, decida lei. Alla 1. La A 1? Rivignano bisogna venire perché è un paese accogliente, di gente accogliente e che ha tante iniziative. Iniziative sempre pronte e per tutti. Per tutti, sì. Invece Michela, se ti chiedo perché venire a Rivignano, tu cosa rispondi? Ma io non sono di Rivignano, sono acquisita a Rivignano e si sta bene. E tu da dove venivi? Da Lonca. Dunque lì vicino comunque. Vicino. Però i paesi contano, Però perché... i paesi contano, il cuore rimane là, però ci si trova bene, ci sono un sacco di associazioni, ci si può sbizzarrire, insomma ce n'è per tutti. Ognuno può trovare il suo spazio e se vuole essere attivo nella comunità riesce a trovare sicuramente qualcosa adatto a lui. Insomma, un paese, quello di Rivignano, vispo, interessante, si vedono tante cose e soprattutto voi seguite Facebook, siete operativi per quanto riguarda queste cose? Pecchiamo Oppure... in questo senso, no? Ne abbiamo parlato prima e pecchiamo su questo senso. Sì. Pecchiamo su questo senso. Voi sapete che siamo anche su Facebook, abbiamo una pagina particolare, sì. Dunque invitate i telespettatori a andare a cercarci, guarda che stella, e cliccate mi piace, like, così si dice in inglese, no? Non è che sono molto esperto, già tanto che so parlare italiano. Come si dice. Quindi diventate un likers di Guarda che Stella su Facebook. Basta? Alla pagina? Non lo so. E la pagina è Guarda che Stella. Allora io entro brutalmente in scena, io intanto ti ringrazio Michela, Grazie. complimenti, veramente molto brava nel tuo esporre questa iniziativa, insomma fa piacere sapere che quest'oggi nel 2011-2012 esistono ancora persone che si dedicano al volontariato con passione e con voglia. Al Presidente non resta che dire complimenti come sempre, perché ho sentito girando il Friuli Venezia Giulia per lavoro che questo gruppo è molto conosciuto a livello possiamo dire internazionale, fuori dai confini di Rivignano. Non resta che salutare i nostri gentili telespettatori, dire ancora una volta, ricordare di guardarci attraverso i canali televisivi di Telepordenone e Videoregione per quanto riguarda l'etere, mentre sul web abbiamo appunto tramite Facebook questa pagina dedicata appunto alla trasmissione. Prossima settimana dovrebbe ritornare anche Tiziana Cosmi perché ha avuto un po' di problemi, nel senso impegni di scuola, prima deve studiare e poi tornerà in televisione. Gentili telespettatori, da parte mia, Omar Costantini, da parte di Michela e da parte del Presidente Paron, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Alla prossima. Mandi. Mandi.